Buona domenica da Sicilia 24, vediamo insieme i principali argomenti. Svolta nelle indagini sulla sparatoria a Nesimo. Un uomo in stato di fermo sarebbe l'autore del ferimento di 2 persone a colpi di pistola. Il più grave è un albanese che resta ricoverato in condizioni disperate al Garibaldi. A Palermo l'attrazione che non piace a tutti, installata tra le polemiche a Mondello la ruota panoramica, ma c'è già una raccolta di firme per farla togliere. All'Evanzo mobilitazione degli ambientalisti per difendere le coste siciliane e dire no alla gestione irresponsabile delle spiagge, chiesta la rimozione del solarium allestito sull'isola. Il sindaco di Taormina sfratta Tao Arte dal Palacongressi per verifiche di stabilità della struttura, ma sullo sfondo c'è la gestione degli spettacoli e dei grandi eventi nella perla dello Ionio. I Nastri d'Argento chiudono la 69esima edizione del Taormina Film Fest, premiato come miglior film La stranezza di Roberto Andò con Toni Servillo e Ficarra Picone. Riconoscimento speciale a Lucrezia Guidone per Mare Fuori. Calciomercato, poker di acquisti in arrivo per il Palermo. Dopo Lucioni, società rosanero pronta a chiudere con Roberto Insigne del Frosinone. Ancora buongiorno e bentrovati a Telecolor su Sicilia 24. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta nel popoloso quartiere di Nesima a Catania. 2 persone rimaste ferite, una in modo grave. C'è un uomo che si è costituito spontaneamente alla polizia. Sentiamo. C'è uno stato di fermo, si tratta di un uomo che si è consegnato volontariamente alla polizia. Sarebbe lui che avrebbe esploso i colpi di pistola nella sparatoria avvenuta venerdì scorso nel quartiere popolare di Nesima a Catania. Il terzo uomo che gli investigatori stavano cercando sin dall'inizio delle indagini. Un cerchio che si sarebbe velocemente chiuso e che forse per questo avrebbe portato l'uomo a consegnarsi spontaneamente agli inquirenti. L'ipotesi di reato è tentato omicidio. Ora si aspetta di conoscere quale sarà la ricostruzione degli eventi attraverso sia la testimonianza dell'uomo che si è consegnato, sia di quella del 43enne italiano, salvatosi dalla sparatoria lanciandosi dal balcone del secondo piano di questo stabile in via Santo Cantone. L'uomo, colpito in modo lieve alla clavicola da un colpo di pistola, ha riportato nella caduta anche la frattura di un piede. Lotta tra la vita e la morte invece è l'altro ferito, un 27enne albanese, ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Garibaldi dopo essere stato centrato da 2 proiettili alla testa e al collo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella che vedrebbe i 3 uomini presenti all'interno dell'appartamento, ma senza essere da soli. Altre persone potrebbero essersi ritrovate per motivi ancora tutti da chiarire. Così come sono tutte da chiarire le cause della successiva sparatoria. Sul posto è stata recuperata una pistola e sono stati ritrovati 3 bossoli. Le squadre dei Falchi hanno battuto tutta la zona, l'inchiesta è coordinata dalla PM Martina Bonfiglio. Un giovane è stato investito e ucciso da un'auto mentre camminava a piedi lungo la carreggiata e l'autostrada. È accaduto la scorsa notte sul raccordo della A29 Palermo-Mazzara del Vallo in direzione Capaci. A chiamare la polizia stradale è stato lo stesso automobilista che ha colpito l'uomo, il cui corpo è stato trovato privo di vita a centinaia di metri dal punto dell'impatto. La vittima non è stata ancora identificata. E c'è stato un altro incidente sul lavoro ed è avvenuto questa mattina a Gela, dove un ragazzo di 18 anni è caduto da 5 metri di altezza. Stava effettuando delle riparazioni sul tetto di una palazzina ed è precipitato a Lucernario nel vano Scala. Il 18enne ha battuto violentemente il capo, perdendo conoscenza e riportando un trauma cranico. È stato trasportato in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta. Debutta a Mondello la ruota panoramica. L'attrazione è stata installata a ridosso del lungomare della borgata marinara palermitana. Inaugurata tra le polemiche, c'è già chi ha iniziato una raccolta di firme per farla rimuovere. Marco Gulla. Mondello ha una nuova attrazione turistica, è stata inaugurata infatti la ruota panoramica di 32 metri installata sul lungomare della borgata marinara palermitana. La struttura rappresenta il più grande impianto di questo tipo montato a Palermo e provincia. Spiaggia, mare, dall'alto, è uno spettacolo. La ruota permetterà di ammirare il golfo di Mondello dall'alto anche nelle ore serali, visto che sarà dotata di un sistema di illuminazione autonomo. Questa è una ruota che è stata fabbricata in Italia, a Bergantino, da un'azienda che si chiama Technical Park, leader italiana e fra le 5
aziende migliori in Europa per queste attrazioni. La decisione è stata presa in comune accordo con l'amministrazione. Questo è un posto magico, un posto bellissimo, dove anche per noi è un posto che c'è molto flusso, e quindi siamo contenti di essere qui a Mondello e ringraziamo l'amministrazione. Non sono però mancate le polemiche. Per molti la ruota di Mondello rappresenta un pezzo anni 80, assolutamente non idonea alla location. Un'associazione dal nome Salvare Mondello ha anche lanciato una raccolta firme per smontare l'attrazione. C'è però chi ha gradito il primo giro sulla ruota. Le novità sono sempre positive perché arricchiscono sempre il territorio di eventi. Io sono uno che organizza eventi, quindi capisco cosa significa, cosa è il lavoro che c'è dietro per organizzare una cosa del genere, e poi arricchisce la nostra località balneare, e poi chi sale su, insomma, gode del panorama fantastico del mare, gode della gente che si vede, che cammina, che gioisce. Dobbiamo sempre apprezzare qualsiasi evento innovativo nella nostra località balneare, che merita questo ed altro. Mondello deve vivere più allegramente le giornate e penso che la ruota contribuisca a questo. Il Comune ha concesso il suolo pubblico fino al 30 settembre alla società, che ha versato oltre 10.000 euro per l'occupazione della strada. Da Levanzo per difendere le coste siciliane. Gli ambientalisti si sono riuniti oggi nell'isola delle Egadi per dire no a una gestione irresponsabile delle spiagge siciliane. Orazio Longo. Questo è il centro della contesa, l'ormai famoso solarium elioterapico in ferro costruito sugli scogli dell'isola di Levanzo nelle Egadi, in provincia di Trapani, che ha fatto scattare la protesta dei residenti che ne hanno chiesto la rimozione. Oggi la mobilitazione di massa con l'adesione di numerose associazioni regionali e locali. Sono state riscontrate contraddizioni e anomalie tra le diverse autorizzazioni e la realizzazione materiale dell'opera, avevano chiarito in una nota dal comune di Favignana. Il solarium è ancora in piedi, nonostante la diffida della soprintendenza a smontarlo e alle tante contestazioni rilevate, e quanto si legge in una nota di Legambiente Sicilia. Una vicenda intricata che lo scorso maggio aveva visto il GIP del Tribunale di Trapani disporre la revoca del sequestro della struttura in corso di realizzazione e a disposizione di una struttura alberghiera, accogliendo l'opposizione proposta dall'avvocato dell'impresa di costruzione. Ma non ci stanno gli ambientalisti che oggi si sono ritrovati a Levanzo. Possiamo costruire tantissime strutture alberghiere, ma se uno non è in grado di poter fare il bagno a mare, questa è pura follia. Uno può fare tantissime migliaia di strutture alberghiere, ma si faranno sempre il bagno in piscina, perché questo sta succedendo. Un modello, una visione delle nostre coste, del nostro mare, dell'attenzione al nostro mare e alle coste diverso, e noi, come dire, non ci fermeremo qui, perché abbiamo bisogno che la questione del demanio marittimo, la questione dell'attenzione alle coste trovi una sua giusta definizione. Quella di Levanzo è solo la punta dell'iceberg di un problema coste molto più ampio. Una vicenda che, dicono da Legambiente, deve farci riflettere sulla grave situazione generale delle coste siciliane. E restiamo a Levanzo, dove da quasi 2 mesi la guardia medica è senza linea internet. Impossibile quindi ricevere e trasmettere posta elettronica, con conseguente buio totale su eventuali nuove direttive su stop di farmaci o altro. Impossibile inoltre trasmettere referti ed esiti di accertamenti diagnostici. Alcuni dei medici in servizio avrebbero più volte segnalato il problema all'ASP di Trapani, ma finora senza risultato. Eppure sulla carta il presidio sanitario dell'isola risulta sede disagiata del disservizio. Sono stati avvisati anche i carabinieri. Cateno De Luca è pronto per la prima estate da sindaco di Taormina. Dopo il primo scontro con la regione nei giorni scorsi, la chiusura del Palacongressi. Adesso l'attenzione per i grandi eventi al Teatro Antico. Francesco Triolo. I temi sul tavolo sono tanti. Cateno De Luca, non appena eletto sindaco di Taormina, ha lanciato segnali chiari su quello che dovrà essere il futuro della Perla nel panorama siciliano ed internazionale, non solo del turismo estivo ma anche per gli eventi, ed i segnali sono arrivati immediatamente. Nei giorni scorsi la fondazione Tao Art è stata di fatto sfrattata dal Palazzo dei Congressi. Semplicemente abbiamo notificato un provvedimento che già avevamo verbalmente reso noto, cioè della impossibilità di fare nuove manifestazioni, perché abbiamo iniziato le attività di carotaggio per la verifica della vulnerabilità sismica e quindi ottenere finalmente anche l'agibilità.
quindi abbiamo consentito proprio la conclusione di quelle che erano delle attività in corso, ma stamattina già sono entrate le macchine proprio per iniziare i carotaggi, perché abbiamo la necessità di avere al più presto le risultanze e capire i tipi di interventi che bisogna effettuare. Questa è la versione ufficiale, anche se sembra che l'utilizzo del Palazzo dei Congressi da parte di Tau Arte sia andato oltre gli accordi che prevedevano fosse solo una base logistica e non come location per eventi, e per questo De Luca ha deciso di cambiare la serratura. Scongiurata la chiusura della via che porta al Teatro Antico dopo l'emendamento approvato dalla Regione che ha previsto il 15% dello sbigliettamento ai comuni, ancora c'è tanto di cui discutere. I nodi sono tanti al pettine che ovviamente stiamo affrontando, e quindi ci sarà una oggi revisione anche dei rapporti del Comune di Taormina con l'assessorato ai beni culturali per quanto riguarda la gestione del Teatro Antico, visto che la norma De Luca è stata approvata dal Parlamento siciliano, e ci sarà anche una revisione della posizione sulla fondazione, se quella che è il nostro auspicio porta la Regione a miti consigli e quindi a ridiscutere le varie posizioni e anche quello che deve essere veramente il destino di questa fondazione. Risolto un problema, l'attenzione si sposta adesso sui grandi eventi dei privati al Teatro Antico. Continueranno, e l'unica cosa che ovviamente per ora dobbiamo rivedere d'urgenza sono tutte le manifestazioni che erano state programmate al Palacongressi, che fino a quando non si effettueranno gli interventi per la messa in sicurezza non si potranno autorizzare. Tour de force di Prefettura di Agrigento e Polizia per alleggerire la pressione sull'hotspot di Lampedusa. I diversi trasferimenti disposti hanno permesso di ridurre fino a 791 gli ospiti del centro, dove ieri si era arrivati a 3.306 presenze. Mantenendo questi ritmi, ossia il trasferimento sulla terraferma di 2.500 persone in 36 ore, si riesce a non cadere nell'emergenza, ha spiegato Ignazio Schintu, direttore delle operazioni della Croce Rossa Italiana, che dal 1° giugno si occupa della gestione della struttura. Quando il numero dei presenti raggiunge livelli straordinari, ha aggiunto Schintu, vengono adottati protocolli tipici di protezione civile. I bagni sono stati potenziati, ci sono anche delle brandine per tutti, mentre gazebo e pagode vengono impiegate per il ricovero temporaneo, soprattutto di bambini, donne e famiglie che hanno esigenze differenti rispetto all'uomo adulto. Un furto insensato che colpisce i più fragili, cancellato in sole 24 ore dalla generosità delle gelesi. Pochi giorni fa sono state rubate le ruote delle sedie Job che l'associazione L'Essenziale utilizza per accompagnare in spiaggia i diversamente abili. Una notizia che ha fatto indignare tanti cittadini. Si è innescata così una gara di solidarietà che nel giro di poche ore ha già portato i suoi frutti. GR Italia. Un atto ignobile ai danni dei più fragili, spazzato via però dal cuore e dalla solidarietà dei gelesi. Pochi giorni fa i responsabili dell'Essenziale, l'associazione che da molti anni si occupa di diversi cittadini con disabilità, hanno scoperto che alcuni ignoti si erano introdotti nel magazzino dell'associazione e avevano vandalizzato le sedie Job con cui i volontari accompagnano al mare gli associati, asportandone le ruote. Un furto insensato che di fatto ha bloccato le attività dell'Essenziale, che come ogni estate si appressava ad iniziare le attività in spiaggia con i tanti ragazzi con disabilità che grazie proprio alle Job possono accedere in spiaggia e fare il bagno. Un furto di poche centinaia di euro, ma che crea un danno enorme all'associazione, come sottolinea il presidente Lino Cagnes. Hanno portato via le 4 ruote, magari non rendendosi conto del danno che stavano procurando, perché poi alla fine il valore commerciale di che è relativo a me è relativo, di che il discorso è che per noi sono essenziali, perché non avendo queste ruote non puoi utilizzare poi le Job, che sono quelle carrozzine che ti permettono di poter accedere al mare. Dopo la pubblicazione del post di denuncia sulla pagina dell'associazione, però, si è attivata immediatamente una gara di solidarietà che nel giro di poche ore ha già portato i suoi frutti. Abbiamo ricevuto una donazione, un bonifico che va a coprire la spesa delle ruote, che si aggira intorno alle 600 euro. Ovviamente chi ha fatto il bonifico vuole l'anonimato e quindi non vuole nessuna forma così di pubblicità. E quindi diciamo che dove, come al solito, come si dice, Dio vede e provvede. Non solo le ruote però, da alcuni benefattori è arrivata anche una Job nuova di zecca che già da questa settimana si aggiungerà alle altre. Spero solo che, e mi auguro
soprattutto così per una crescita sociale di quello che è la nostra realtà gelese, che coloro i quali responsabili di questa cosa si siano resi conto, e sono convinto che chi l'ha fatto non l'abbia fatto con cognizione di causa, si rendano conto, diciamo, di ciò, del danno che avrebbero potuto procurare, e se un domani vogliono magari si possono presentare alla struttura e eventualmente fare volontariato. In relazione all'incidente del velivolo Eurofighter avvenuto lo scorso 13 dicembre all'aeroporto militare di Trapani Birgi con la morte del maggiore Fabio Altruda, l'aeronautica militare precisa che non risulta apposto il segreto di Stato e che tutta la documentazione di interesse è da tempo a disposizione dell'autorità giudiziaria, compresa la scatola nera. L'aeronautica sottolinea che continuerà a prestare massima collaborazione alle autorità inquirenti al fine di far luce sull'accaduto. E adesso una pausa per la pubblicità, tra poco. Eccoci rientrati in studio. I Nastri d'Argento hanno chiuso ieri sera la 69esima edizione del Taormina Film Fest. La giuria dei giornalisti cinematografici ha premiato il film La stranezza di Roberto Andò con Ficarra e Picone e Toni Servillo. Un riconoscimento speciale è andato a Lucrezia Guidone per Mare Fuori e il premio Manfredi a Paola Minaccioni. Simona Mazzone. Non ho nessuno scopo e sono felice. Ah no, senza pausa. Non ho nessuno scopo e sono felice. Scopo e sono felice. Ah sì, scopo e fottete. E La stranezza di Roberto Andò con Ficarra e Picone ed uno straordinario Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello, il miglior film dell'anno 2023. Nella serata conclusiva della 69esima edizione del Taormina Film Fest, premiato con i Nastri d'Argento, il più antico premio cinematografico italiano, assegnato dai giornalisti e presieduto da Laura Dellicolli. La stranezza, che è un film che ha unito commedia, cultura, intrattenimento, grande successo al cinema, insomma un grande rapporto col pubblico, però anche un grande rapporto con la Sicilia. Sul palco gli attori principali a ritirare il premio, ma anche le maestranze del dietro le quinte insieme al regista che davanti al riconoscimento lo ha dedicato alla scrittura. Sì, la scrittura, perché è evidente che noi raccontiamo attraverso tutti i loro personaggi, ma l'incontro di Pirandello con un'idea, in un momento in cui ha questa idea travolgente che ancora non si è chiarito del tutto, incontra due persone che sono Salvo e Valentino, che in qualche modo collaborano a modo loro e gli forniscono una chiave. Nel cast la bravissima Giulia Andò, figlia del regista nel ruolo di Santina, la sarta e costumista, sorella del gelosissimo Ficarra. È una donna che è disposta a rischiare tutto pur di ottenere quello che vuole. Tanta responsabilità a essere diretti dal proprio padre. Sì, è stato molto, ci siamo molto divertiti in realtà. Non riesci a scrivere la tua commedia. Tutta la pellicola ruota attorno alla figura di Luigi Pirandello, che cerca ispirazione e la troverà creando il testo dei 6 personaggi in cerca d'autore, magistralmente interpretato da Toni Servillo. Mi è capitato più di una volta di metterlo in scena per la passione che ci arriva dall'insieme della sua opera, non solo teatrale, narrativa. Le novelle di Pirandello sono tra le cose più belle della letteratura italiana. E con il regista Andò c'è particolare feeling, avete girato tanti film. Questo film che facciamo insieme, quindi sì, c'è un'affinità e anche un'amicizia molto forte. A fianco dei Nastri d'Argento 2 riconoscimenti importanti, quello per la performance dell'anno a Lucrezia Guidone per l'interpretazione in Mare Fuori e il premio Manfredi a Paola Minaccioni, consegnato da Roberta Manfredi, figlia del grande attore romano. Lei incarna il premio Nino Manfredi, lei è proprio la manifestazione vivente del premio Nino Manfredi, perché lei sa fare tutto, lei sa passare dai ruoli drammatici ai ruoli di commedia, lei ha un'anima, ha un'umanità che trasferisce, che la cosa sono 2 ingredienti imprescindibili se vuoi arrivare al pubblico. Mio padre aveva l'anima e aveva un'umanità che tutti riconoscevano.
Ficarra e Picone dunque premiati con il nastro d'argento, il secondo ricevuto sul palco del Teatro Greco a Taormina. Li ha sentiti per noi Simona Mazzone. Tornano sul palco del Teatro Greco di Taormina Ficarra e Picone, che qui avevano ritirato il loro primo nastro d'argento nel 2017 con L'ora legale, premiato come migliore commedia dell'anno. Oggi il duo palermitano stringe tra le mani il secondo nastro, un altro riconoscimento che si aggiunge al lungo elenco di premi ricevuti nel corso di una carriera lunga 30 anni, quasi tutti fatturati, ha precisato Valentino al pubblico. La stranezza è il film dell'anno 2023 e loro interpretano due becchini ma anche attori dilettanti che stanno provando un nuovo spettacolo che poi ispirerà la fantasia di Luigi Pirandello, autore della tecnica del teatro nel teatro. Siamo contenti perché insomma i premi fanno sempre piacere. Uno ciascuno. Uno ciascuno, quello del Questa volta hanno avuto il buon gusto di darcene uno ciascuno. Infatti. Non sono costretto a fottermi il suo. Ma questo premio arriva nei 30 anni della vostra carriera insieme. Com'è vivere insieme? All'inizio vivevamo veramente insieme, poi per fortuna adesso viviamo anche in separatamente. E poi la gente che mi ferma dice: ma dov'è Ficarra? Ecco, non lo so sempre dov'è Ficarra e credo che cerco di non farglielo sapere. Nella stranezza interpretano Bastiano e Nofrio alle prese con uno spettacolo teatrale e le mille difficoltà nell'organizzare la scena e istruire gli attori dilettanti osservati da un silenzioso spettatore che è Luigi Pirandello. Poi l'ambiguo finale a sorpresa. Bastiano e Nofrio esistono o no? Questa è una cosa che non ve lo possiamo dire, dovete rimanere col dubbio, in attesa della Stranezza 2, poi c'è la Stranezza contro il Corsaro Nero e la Stranezza alla riscossa. Ficarra e Picone all'attivo 15 film, interpreti, registi e sceneggiatori, protagonisti di numerosi programmi televisivi, dal Seven Show che li lanciò come Chiamata Urbana Urgente, fino a Zelig e Striscia la Notizia. Reduci dal successo della serie Incastrati, oggi sono impegnati su un nuovo set, al momento top secret, per una pellicola girata in buona parte a Catania, dal titolo Santo Cielo e diretta da Francesco Amato. Breve pausa, ci vediamo tra poco per parlare di calcio. Eccoci al calcio, Palermo molto vivace sul mercato. Dopo Lucioni la società rosanero sta per chiudere altri 4 acquisti. Tra questi c'è anche Roberto Insigne del Frosinone. Marco Gullà. Poker di acquisti per la candidatura alla promozione. Il Palermo fa sul serio e dopo aver preso Lucioni per la difesa è pronto a calare un poker di acquisti. Ceccaroni per la retroguardia, Basic per il centrocampo, Roberto Insigne e Mancuso per l'attacco. Tutte e 4 le trattative sono ormai in fase di definizione. Manca davvero poco per l'ufficialità dei 4 colpi che daranno una nuova identità al Palermo. Per Insigne, calciatore del Frosinone e fratello di Lorenzo, è ormai questione di ore. Insigne ha detto sì ai rosanero, c'è da trovare l'accordo con il club ciociario che per il cartellino dell'attaccante chiede circa €1 milione. L'affare comunque si farà. In difesa ormai è solo questione di tempo, ma con l'arrivo di Pietro Ceccaroni del Venezia il capitolo centrali è chiuso. Anche Aliosa Valis con tutta probabilità verrà ufficializzato prestissimo, precisamente la prossima settimana, grazie a una cifra di poco superiore ai €2 milioni. Basic interessava a diversi club di B e anche al Sassuolo, ma alla fine l'ha spuntata il Palermo. Infine trattativa ben avviata per Leonardo Mancuso, che potrebbe rivestire il ruolo di vice Brunori. Mancuso, di proprietà del Monza, sarebbe entusiasta di vestire i rosanero. Sul fronte cessioni ci sono vari calciatori che non rientrano nel progetto e che lasceranno il club: Damiani, Broa, Cardi, Crivello, tutti giocatori che probabilmente non partiranno nemmeno per il ritiro. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. A tutti una buona domenica.